Ok. Buonasera a tutti ragazzi, sono le 21:38 minuti, faccio sempre la mia consueta diretta telefonica per passione con le persone, con tutti i cittadini. Stasera ho qua in diretta telefonica con me direttamente da Frosinone Fabrizio Pignalberi, che è presidente nazionale di Più Italia. Innanzitutto allora, buonasera Fabrizio, come va la situazione giù nel Lazio, nella tua regione? Salve, buonasera, tutto bene, dai, tutto bene, va. A parte questo periodo che stiamo vivendo, ancora un'altra volta questo trauma per l'Italia, comunque dai, tutto bene. Ecco, Sono diciamo tornato, sono tornato solamente ieri dal Piemonte, quindi. Ah, sei venuto su in Piemonte, vabbè, buono. Visto che c'era il tempo bello qua in questa zona qua, e quindi anche di là, Sì, penso. sì. Certo, volevo chiederti alcune cose, dato che siamo in questa situazione da un anno a questa parte, cioè a febbraio dell'anno scorso coronavirus, hanno fatto il lockdown, sembrava passato la questione in estate, era quasi sparito, poi è ritornato di nuovo in autunno, alla fine ci hanno fatto zona rossa, zona gialla, zona arancione fortificata e di qua e di là, cioè tu come vedi questa situazione? Cioè non era meglio organizzarsi in una maniera più decente comunque per andare avanti, perché non mi sembra che ci sono stati passi più avanti e siamo sempre al punto di prima. A te la parola. Sì, sì, allora, intanto vabbè, grazie Mirko. E l'unica cosa, beh, giustamente la pandemia non ti voglio solo rimproverare, ma è da marzo e non da febbraio, comunque l'emergenza Sì, scatta a sì, inizi di certo. marzo. E sì, non è cambiato nulla, anzi, credo che veramente siamo tornati ancora indietro perché adesso sinceramente ci vuole una laurea a parte per capire in che colore siamo, in quale regione stiamo, visto che adesso addirittura hanno messo l'arancione più acceso, l'arancione meno acceso, cioè io non riesco a capire veramente se bisogna fare una scuola solamente per capire in quale colore oggi noi siamo posizionati, quindi io credo che non è cambiato nulla a livello governativo né a livello di precauzione, ma non è cambiato, ma anzi credo che veramente a questo punto si stiano divertendo con questi colori o comunque facendo impazzire la povera gente. Certo, anche ad esempio, scusami, livello dei Sì, vaccini di qua e di là, ma sì. devono diventare obbligatori, perché qui non si capisce che bisogna farlo per forza, non per forza, perché c'erano anche comunque delle cure che sapevo qualcosa, avevo letto tramite internet, attraverso dei personaggi anche famosi che si potevano fare o arginare comunque il problema. Su che posizione avete Al- voi? Cioè il tuo, diciamo, Allora, movimento? Più Italia ha preso una posizione bella, forte, incisa, dove diciamo che il vaccino deve essere libero, cioè quindi debbono lasciare a qualsiasi persona di decidere se farlo oppure no, non deve essere obbligato, imposto da nessuno, perché mi senti? Sì, 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 vai pure avanti, ti sento. Sì, Mirko? sì, 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 Ah, vai pure ok, avanti, non vai deve pure essere avanti. imposto da nessuno. Ok, non deve essere imposto da nessuno, visto che comunque credo che dobbiamo avere la nostra libertà di scelta. Ma Eh, invece una domanda che io oggi mi pongo è un'altra. Ma quei personaggi, mi dispiace ancora una volta accusarli, cioè persone che comunque vengono dal centrodestra, eh, per quale motivo dicevano fino a 20 giorni fa, un mese fa, tra i banchi di opposizione che erano a favore degli italiani, erano a sostegno di tutte quelle attività colpite da questa pandemia e oggi, stando nella parte opposta, nei tavoli di maggioranza, mi ritrovo una piantina geografica dipinta di vari colori, più complicati di quando erano in opposizione,
dove quelli tra i banchi dell'opposizione gridavano a gran voce, ad alta voce, che avevano la soluzione in mano per risolvere il problema agli italiani. Ok, adesso andando in maggioranza non c'è più la soluzione, si è aggravata la soluzione, ma oggi dico, quindi la politica che veramente stanno facendo è una politica a senso unico e per il loro scopo e il loro interesse, perché arrivati, allora hanno ragione molti italiani a dire che la politica molti la fanno per una poltrona, ma mi dispiace dirlo anche per quelli del centrodestra che oggi seduti in quei banchi di maggioranza non hanno trovato un'alternativa, una soluzione, quando dicevano che tra le opposizioni sicuramente loro gestivano diversamente questa cosa. Bene, oggi mi sembra che hanno complicato di più la soluzione, la situazione in Italia, e mi sembra che hanno aggravato ancora di più la situazione sempre agli italiani. Quindi la domanda veramente la farei a loro dicendo: ma scusa, ma la soluzione che dicevate prima, l'alternativa, i progetti che voi eravate in grado di portare, la risoluzione di questa pandemia, ma dove è finita? Cioè queste povere famiglie di partite IVA in particolare, ma dove vanno a parare oggi i danni? C'è stato stanziato qualcosa a sostegno di queste persone che sono colpite in particolar modo? Cioè, questa è una domanda che io oggi faccio, ma veramente oggi mi viene da pensare. Tu in sostanza, Fabrizio, dici, ma prima si era all'opposizione e si faceva una certa politica, cioè di opposizione. Allora, io dico che la politica... Effettivamente, secondo me, si doveva, per mio conto, per come a livello personale, a quel punto andare alle elezioni. Chi vinceva vinceva, chi perdeva perdeva. Sembrava, cioè, andare... Allora, io dico questo, che secondo me la politica va fatta in determinato modo. Attenzione, non voglio insegnare niente a nessuno, però dico, cioè, la politica non è prendere un microfono, attaccare l'avversario, di che possa essere di destra o di sinistra. Cioè, oggi noi scendiamo in campo, facciamo i politici, ma siamo dei consulenti messi lì dagli italiani per tutelare gli italiani. Cioè, quindi, se quando uno sta in opposizione grida, villanta che tutti abbiamo la soluzione e la risoluzione dei problemi in Italia, e poi puntualmente quando si va al governo nulla cambia. Beh, se questo è il modo di fare la politica, sinceramente me ne rivedo bene anche io, perché io non amo fare questo tipo di politica. La mia politica è una politica trasparente, una politica lineare, una politica coerente e corretta, e rispettando quello che noi diciamo. Altrimenti ce ne andiamo a casa, perché se io devo andare a fare una propaganda in giro dicendo che comunque io farò A, B e C, e poi arrivato al governo perché prendo uno stipendio che sistemo 3 generazioni, e anche qui ne potremo aprire un dibattito per il taglio dei parlamentari, e non hanno fatto invece il taglio degli stipendi, credo che veramente sarebbe, c'è da pensare, mi meraviglio di coloro che attaccavano, a parte l'abbiamo detto anche l'altra volta, pure nel governo Monti attaccavano Speranza, e invece oggi va bene Speranza, la sanità, quindi se stiamo tutti insieme lavoriamoci bene, mi sembra beautiful della situazione. Però certo, Fabrizio, diciamo l'unica opposizione è restata Fratelli d'Italia al governo, l'unica. Ma sì, ho capito, ma anche Fratelli d'Italia, per carità, Giorgia è stata coerente con gli italiani, ma adesso non mi può dire però Giorgia, sì al centrodestra unito, perché dovresti riandare al governo, comunque a un'elezione con un centrodestra unito, mettendoti seduta tra i banchi con persone che comunque in questo periodo hanno accettato il governo tecnico. Quindi c'è qualcosa che non quadra. Allora uno deve pensare bene in che modo, in che ranghi va fatta questa politica. La politica è una cosa seria, una politica
Certo che Ci sì. dobbiamo andare perché comunque ognuno spende delle loro forze, dei loro spazi, ognuno dà del suo, però quel poco che diamo, cioè che scriviamo in quel programma, cioè almeno di rispettarlo, ma attenzione che sia di destra o di sinistra a me non interessa, a me interessa il bene degli italiani, è una cosa ben diversa. Cioè io posso andare anche con un banco di sinistra, non mi interessa, io ci andrò, ma purché si faccia l'interesse dell'italiano. Cioè oggi non ci sta nessuno che va lì a fare gli interessi degli italiani. Cioè vi ripetiamo, dove Salvini si ritrovava insieme a Berlusconi nella opposizione dicevano che Monti era incapace, che Conte era incapace, che Conte non era in grado di gestire la situazione, che comunque il governo era un governo non votato dagli italiani. Cioè questa parola, governo non votato dagli italiani, gli italiani devono decidere il governo. Benissimo, quelle persone che gridavano a un microfono che il governo non è degli italiani, cioè sono andate a sedersi in quei banchi Certo, non certo. votati dagli italiani, quindi non c'è coerenza tra di loro. Questo sicuramente, io vedo poca proprio coerenza nella politica, cioè se si deve andare su una linea, si sta su quella linea. Invece, nonostante tutto, non è questione più di, neanche più di partiti, tendenzialmente, ma sì, ma poi vediamo. Intanto comunque c'è anche da dire una cosa, la sanità è ferma su tutti i punti di vista, cioè è possibile che questi non siamo migliorati anche da quel punto di vista lì. La sanità, l'abbiamo detto anche in altre circostanze, in altri eventi. Cioè, io dico che comunque l'unica cosa che Draghi ha fatto di giusto e di buono è mantenere alla sanità il ministro Speranza, perché non gli abbiamo dato modo, certo, contestatissimo da me, e non sono favorevole comunque al suo operato, però alla fine almeno c'è coerenza in quella scelta perché non abbiamo dato modo a un altro ministro che possa intervenire e dire beh ma mi dovete dare il tempo per insediarmi e comunque capire dove era stato lasciato il precedente operato e sicuramente diceva che era sbagliato, quindi ci vuole del tempo per iniziare. Beh, Speranza è davanti a un suo progetto lasciato nel governo Conte, ripreso nel governo Draghi, quindi c'è un continuo, ok, totalmente fermo anche qui, cioè non c'è stato un progetto che possa anche in quel caso andare a salvaguardare gli italiani. Non c'è un progetto, oggi abbiamo in tutta Italia strutture ospedaliere, oggi sentivo che comunque anche le emergenze, gli ospedali si stanno riaffollando perché il tasso sta Ecco, però posso dirti una riaumentando. cosa, Fabrizio? Posso dirti, scusa se ti Dimmi. interrompo, Presidente, ma posso dirti una cosa? Com'è possibile avere di nuovo tanti contagi? Mi spiego. Da metà ottobre, se non sbaglio, si è più o meno in lockdown o si è in restrizioni. Natale non si è fatto da nessuna parte, Capodanno non si è fatto da nessuna parte, sono chiusi ad esempio gli sport dilettantistici, non giocano più, quindi non c'è assembramento, non c'è assembramento nelle palestre e non c'è assembramento nelle piscine e le scuole vanno o non vanno. Come mai sti contagi? Cioè, cos'è sta storia? Cioè, Allora, come mai? Come mai? Io non me lo sono spiegato, cioè è impossibile, zona arancione, di nuovo riapertura, cioè si rialzano allora, i contagi, intanto come si fanno? questo. Allora, intanto dobbiamo dire anche questo. Mi senti? Sì, sì, vai pure avanti. Allora, intanto dobbiamo dire anche questo, perché è vero che sta risalendo i contagi, però bisogna anche dire che si vede in televisione che, ad esempio, ieri, ultimo giorno di possibili spostamenti, perché oggi si ritornava in zona arancione, mo arancione più scura, arancione più chiara, arancione tutti questi colori che hanno messo, cioè, però diciamo pure che ieri tutti boom sono usciti, quindi tutti fuori per paura che oggi erano in casa. Allora dobbiamo dire anche questo, che sicuramente noi italiani abbiamo un problema, cioè che comunque non c'è rispetto e forse è stato preso alla leggera questa pandemia, perché se te vai in un corso a Milano trovi affollamento di ragazzi, chi si fa la pericena, quindi anche lì
credo che ci sia un problema di fondo. Però io invece al posto, cioè, giustamente sono delle proposte che noi andremo a dire, ma che oggi purtroppo è inutile dirlo, non è che abbiamo così in capitolo. Certo. Ma nessuno di questo governo ha pensato di fare un piano di sicurezza che Ecco. possa incrementare una vicinanza anche notturna, cioè per far sì che si poteva evitare questo assembramento. Cioè, certo, allora però mi spiego una Il cosa. giornalista che va lungo il corso a Rimini e riprende una folla di gente è contesto. È logico, certo, certo. Allora, iniziamo a riparlare. Allora, scusami una cosa, io trovo una cosa, Termino, strana, scusa se mi permetto Fabrizio, cioè, sì. mi spiego, allora, quando si torna in zona gialla si ha una certa libertà con queste restrizioni, via, si può uscire, però quello che voglio dire io, è lì che bisogna fare allora i controlli, non andare in controlli adesso arancione, perché che senso ha, scusami? Cioè i controlli bisogna farli per prevenirli. Allora, È quello secondo che- me, ma secondo me non ci sono soldi sufficienti per fare controlli, quindi nessuno controlla. allora, a mio avviso, prima di tutto, mi sembra inverosimile che inizia questa pandemia, questa emergenza, l'8 di marzo, se non ero, 2020, oggi ci troviamo a distanza di un anno che stiamo peggio dell'8 marzo 2020. Quindi qualcosa non ha funzionato, non c'è stato un progetto forse che poteva garantire agli italiani questa cosa. Ma a parte il vaccino sì, vaccino no, i vaccini stanno arrivando, perché per l'amor di Dio, liberi di decidere se farlo oppure no. Questa deve essere chiara questa cosa, perché se io non voglio nessuno me lo deve imporre di fare questo vaccino. Ma a Assolutamente. prescindere da questo, nel progetto cantierabile che dovrebbero presentare, cioè oltre a starci il vaccino, perché è giusto che ci sia in questo programma di libera scelta, ci deve stare una maggior sicurezza, ma non ci sta niente che possa garantire agli italiani un'alternativa. Cioè io speravo che dall'8 di marzo 2020 da codice giallo, poi hai ragione che prima all'inizio non c'erano i colori, per la carità dell'amor di Dio, però arancione più scuro, io speravo che oggi potevamo dire che l'Italia, la stragrande maggioranza era in colore bianco, perché non è possibile una cosa del genere. Quindi allora investiamo questi soldi, state investendo i soldi all'eco bonus come quell'altro che hanno rimosso oggi dall'incarico per i banchi con le rotelle, cioè dei soldi inutili. Inutili, è vero, quelli sono soldi inutili. Spendiamoli per dare una sicurezza a questi italiani. Cioè perché veramente stiamo vivendo, allora o devo capire che anche qui c'è uno scopo politico, seppur adesso oggi sentivo una notizia che questo Covid prende in una fascia la maggior parte dai 13 ai 20, sentivo alla radio, ma non so se è vero, non me ne sono accurato e non sono andato a vedere se realmente era questo il dato, però inizialmente so per certo che comunque moriva una fascia di persone che era tutta pensionabile, quindi posso capire che ci sia dietro uno scopo politico, c'è un rientro di cassa. Allora invece di pensare all'eco bonus 110%, e se un italiano oggi si ammala e muore di Covid non ci deve far nulla con quel 110%, allora dobbiamo cercare di fare un progetto che possa essere di risoluzione per questo problema che oggi stiamo vivendo, e che credo che questa classe dirigenziale che ci governa, che possa essere tecnica o non tecnica, comunque credo che sia incapace, che possa essere di destra o che possa essere di sinistra, quindi perché non dobbiamo pensare né a destra né a sinistra, bisogna essere dei promotori pronti e a disposizione del popolo italiano. Questo sicuramente, assolutamente sì. Tu dunque avete formato il vostro, diciamo, partito che è nato da poco, più Italia. Significa, in sostanza, è un significato ben Più preciso. Italia è una parola bellissima perché c'è l'Italia, quella la nostra patria,
e più sta in più Italia sponsorizzare, aiutare tutte quelle aziende made in Italy. Cioè non in questo periodo poi così particolare a maggior tuo, perché alla fine dobbiamo aiutare tutte le imprese degli italiani, cioè non andiamo a comprare in Cina, non andiamo a comprare fuori da te, aiutiamo le aziende italiane. Uno, perché sono dei prodotti buonissimi, sani, sappiamo quello che mangiamo. Cioè il più Italia indica più Italia in tutto, da quello che possa essere l'alimentazione a quello che possa essere la fabbrica, tutto. E il lavoro? Perché E il lavoro? più lavoro agli italiani, cioè deve indicare tutto. Una parola Italia, due parole messe insieme più Italia deve raccogliere un programma che vada a risolvere col minimo il 60% dei problemi che oggi hanno gli italiani. Lavoro, quindi il tasso di disoccupazione, la sicurezza, la sanità. Assolutamente sì, Tutto. ecco, soprattutto sui servizi sociali, sanità, trasporti, tutte le robe pubbliche, che mi sembra che, scusa se te lo dico, ti faccio un piccolo esempio Fabrizio, a livello di sanità, in tante cose ti dicono tu vai a prenotare una visita da qualsiasi parte a livello di mutua, giusto, no? E ti dicono ma vieni fra 5-6 mesi, cioè non esiste 5-6 mesi, vieni fra un anno. E allora tu sei costretto ad andare a tirare fuori il portafoglio, nonostante che paghi le tasse, e ti devi andare a fare privatamente e qua e là. Deve anche un po' cambiare, perché sennò alla fine rischiamo di fare, io spero di no, un po' come alla fine degli Stati Uniti, che chi ha soldi e assicurazioni si va a curare bene, Ma chi non ha soldi muore. sta succedendo questo. Ecco, è Sta quello che succedendo sta per questo. caso succedendo, si vuole andare su quel sistema lì? Per caso, è una mia sensazione, per dialogare, È si una, fa pur per è parlare. una è una sensazione che che la stiamo vivendo un po' tutti, anche perché, parliamoci chiaro, questi ospedali che chiudono in questa grave pandemia che ci sta colpendo, quindi quale più emergenza di questo momento che vive l'Italia dovrebbe far sì che si riaprisse almeno tutti questi ospedali, almeno in parte, almeno un primo soccorso. Invece no, perché comunque in ospedale c'era il CUP che comunque potevano andare. Cioè, oggi ci sono dimezzate, oggi prima facevi una visita dopo 2 mesi, adesso la fai dopo 1 anno e mezzo, però danno le autorizzazioni alle strutture di aprire privatamente e ce ne sono tante. Tu vai in un paese di 10.000 abitanti, ti ritrovi 7 strutture. Senza strutture. Quella è una domanda di un... No, 7 strutture private. Certo, certo. Una domanda di, un mio fans qua. Innanzitutto volevo salutare Giuseppe Balestrieri che è in collegamento, Carlo Alberto Madeo Fischer, poi tutte le altre persone che ci stanno seguendo. Carlo Alberto Madeo Fischer dice come si fa ad andare in zona bianca se le persone non prendono le precauzioni. Poi troppi italiani sono individualisti e non fanno comunità. Poi i prodotti italiani devono poter essere accessibili alle classi, diciamo quelle là più... Aspetta che leggo bene. Che possono, ma spesso sono inaccessibili praticamente i prezzi. Alle classi più povere, alle volte ci sono certi prodotti che non puoi accedere perché non hai soldi, Fabrizio. Sì, guarda, aspetta che la leggo pure io perché non ho seguito come si fa ad andare in zona bianca se le persone non prendono le Certo, precauzioni. Certo, questo sicuramente, ma il governo non ha fatto neanche nulla per aumentare la sicurezza e comunque magari prima di andare a fare una pericena lungo... Mi senti? Sì, 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 vai pure avanti, ti sento bene. Mi senti, Mirko? Sì, 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 vai pure avanti. Ok, dico, e prima di andare a fare una pericena, esatto, prima di andare a fare una pericena lungo un viale o alla piazza di Roma, cioè, ci pensi bene 2 volte, perché comunque sai che c'è una maggior sicurezza. Oggi gli italiani escono perché tanto sanno che la sicurezza non c'è, perché comunque prendi in un paese di 40.000 abitanti, sì e no, se ci sono 2 poliziotti a far servizio, poveracci.
Quindi praticamente mancano Poi anche... troppi italiani sono individualisti e non fanno comunità. Cioè, lui sostiene giustamente che... Mirko, ti sento male, ecco. io ti sento adesso, ti sento bene, vai pure avanti. Sì, ti sento, sì, vai. Ecco, Tutti sanno che i prodotti italiani sono di qualità, ma spesso sono inaccessibili. Esatto, anche qui non ci sta niente, allora anche questo ha ragione, perché non c'è nulla che possa garantire anche una tariffa. Cioè, in questo momento, ok, sponsorizziamo, aiutiamo queste aziende italiane, mettiamoci un controllo maggiore, vedi, deve rientrare in un piano sicurezza. Cioè, io un chilo di aranci non posso pagarlo 12 per dire adesso, sì. 3 euro da un altro 1,50 euro, cioè diamo una tariffa. Ma bisogna fare... Certo, ma bisogna che ci siano i controlli, cioè, quindi ci deve essere tutto E un quindi piano deve rientrare in organizzativo. questo programma che sia a tutela degli italiani, ma questo lo deve fare il governo, deve fare questo di proposta di legge, non codice bianco, codice a ragione, deve fare un programma con un progetto cantierabile che possa risolvere il problema agli italiani. Certo, è vero, hai ragione, perché ci vuole più organizzazione sicuramente. Poi giustamente zona bianca, Cioè, anche un'altra cosa, no? certo. Poi, allora, quando sei in zona arancione, gialla, ok, il bar è aperto, massimo 4 persone all'interno, poi magari ci sono 3 persone, entra un altro signore con il bambino, perché magari non è che lo può lasciare fuori, 5, a quello della partita IVA gli fanno il verbale. Però passi in piazza, ci stanno 18.000 persone, non fai il verbale perché non puoi gestire 18.000 persone dentro una piazza. Certo, è vero. Un'altra cosa, l'ultima, in sostanza il mio amico Carlo Alberto Amadeo Fischer dice poi, questo bisogna dirlo, le cose perché cioè, il popolo italiano però è ancora un po', si è abituati a essere troppo individualisti comunque, mentre in altri paesi, a differenza di noi, mi sembra che sono più uniti, danno questa sensazione. Qua mi sembra più un paese dove ognuno guarda nel suo cortile, nel suo giardino, come si dice da noi qua, va tutto bene, basta che vado bene io, poi magari anche se c'è la strada rotta o cosa, questo, ci vuole un cambio di mentalità anche. Ma il cambio di mentalità, attenzione, qua ci siamo pure abituati, no? Perché questo lo ha fatto anche il governo in più di qualche circostanza, il governo Conte, che diceva che non siamo responsabili, a volte diceva gli italiani sono stati ancora più bravi. Cioè diamo tutti la colpa agli italiani quando le cose vanno male. Non diamo mai la colpa a chi ci governa che le cose ne fanno andare male. Perché se ci sia un programma che sia a tutela degli italiani, anche gli italiani credo che si mettono in linea il regime in quello che gli venga imposto. Certo. Un'ultima domanda ti faccio, così poi più avanti poi ci sentiremo, ma fa sempre piacere perché questi sono, diciamo, dialoghi con la gente, con i cittadini, perché ognuno, io sai, do a tutti la possibilità di fare la diretta, di dire Ma sono quegli spazi che uno si scambia anche in idee, ci si confronta. E io lo faccio per quello, possibilmente chi vuole partecipare, giusto? Un'ultima cosa, sempre il signor Carlo Alberto Amadeo Fischer dice in sostanza però, ma i poteri forti vogliono annullare tutte le realtà nazionali in tutto il mondo. Sembrerebbe che si voglia andare tutto verso una globalizzazione, tutti insieme e tutti avanti. Non dovrebbe essere comunque così, perché se no si perdono, come dici te, il valore italiano non so, della cucina, cioè tutto insieme. Va bene o non va bene? Ci vuole anche un limite al mercato. Allora guarda, diciamo un detto, adesso ce la prendiamo un po' a ridere, no? Certo. Molte volte dicono dove ci sono troppi galli a cantare non si fa mai giorno. Pensa che cosa succederebbe con una globalizzazione del genere. Quindi pensassero prima agli italiani, pensassero a risolvere i problemi agli italiani almeno per un 60% e poi possiamo pensare a tutto il resto. Certo, possiamo pensare a... Dimmi. Però bisogna stare comunque, mi sembra che si va verso un mondo tutto così un po' troppo uguale, quello non, cioè non c'è più un'identità, ecco, no? Io ad esempio ma infatti noi dobbiamo ridare un'identità, dobbiamo difendere questa identità, dobbiamo difendere i nostri valori, quello che non ci stanno permettendo di fare e stanno svendendo gli italiani l'Italia giorno dopo giorno.
Certo, assolutamente, poi staremo a vedere, speriamo di no, e poi ci sentiremo comunque più avanti. Io ti ringrazio per essere intervenuto, Fabrizio. Mirko, è sempre un piacere quando vengo contattato da te, anzi grazie, e ringrazio in particolar modo il Piemonte e un abbraccio caloroso a tutte le persone che ci hanno seguito. Certo, buona serata Fabrizio Ciao, e buona serata a te. in bocca al lupo per il futuro. Io vedi come qua faccio sempre blogger, sempre per passione, per cercare di parlare con le persone, di farle dialogare, sempre un dialogo costruttivo senza mai, sai, andare... Perché ognuno, io Fabrizio do la possibilità a tutti di parlare perché secondo me prima dei partiti, prima vengono le persone. Cioè si parla Ma con infatti delle... questa è la nostra, è la nostra scelta di politica, infatti anche la nostra classe dirigenziale parte dalla bassa, sono tutti operai che la mattina si svegliano e vanno a lavorare, Cioè, nessuno è figlio di papà, nessuno ha un posto che si prende 12.000 euro al mese. Oggi tutti i miei dirigenti stanno facendo dei sacrifici, stanno sponsorizzando questo simbolo che è più Italia, ma lo stanno facendo per dare un contributo alla loro patria, per difendere la loro certo. Sei ancora in linea? patria. Certo. Quindi questo è, e questo tuo modo di lavorare, cioè di passione che hai, e te ne sono grato e ti ringrazio perché magari ce ne fossero come te, cioè è un modo per riunirsi, per scambiarsi le idee, per sentire la gente che dice la sua, gli rispondiamo per ideali. Però dopo non dobbiamo dimenticare bene una cosa, che qui stiamo parlando, ci stiamo facendo una propaganda, ci stiamo dando un biglietto da visita, ci stiamo dando un volantino, ci stiamo dando un cambio di idee. Io sto dicendo delle idee che sembra, mamma mia, questo risolverebbe l'Italia, ma non dobbiamo dimenticare che al momento in cui siamo in condizioni di mettere in opera il nostro programma, non dobbiamo dimenticare che le parole debbono diventare fatti, altrimenti diventeremo anche noi poltronari come non hanno fatto tutti i politici fino ad oggi. Certo, in bocca al lupo per il futuro, io ti auguro un buon proseguimento di serata, un caro saluto dal Piemonte, e guardala di passare bene nella tua regione del Lazio, va bene? Grazie, un abbraccio e buona serata a tutti, ciao Mirko. Ciao ciao, buona serata. Ciao. Ciao ciao. Allora, concluso questa diretta telefonica, fra pochi minuti ho un'altra diretta telefonica con un'altra persona, stavolta una persona della zona, che chiamerò fra qualche minuto. Per adesso chiudo qui la prima diretta telefonica di stasera, che è stata con il presidente di Più Italia, Fabrizio Pignalberi, che ha espresso le sue idee, hanno espresso le loro idee, perché questa cosa che faccio io la faccio per tutti. A me non interessa destra, sinistra, di qua, di là, a me interessa parlare con le persone. Per me prima di tutto vengono le persone, dove si può dialogare, ognuno la può pensare alla sua maniera, magari c'è anche chi la pensa diversamente, non c'è nessun problema, o c'è chi la pensa uguale. Quindi l'importante è parlare, discutere, per me, con i cittadini. Per adesso ho concluso questa mia prima diretta telefonica. Se qualcuno ancora voglia di ascoltarmi, io fra un po' vado in diretta telefonica con un'altra persona. Intanto buona serata a tutti gli amici che mi avete seguito fino adesso. Ciao a tutti!